Terza corsa, premio MSC Seascape. Sono femmine, anziane. 10 al via, 1 Belba Baggins, Salvatore Valentino, 2 Butterfly Horse, Maurizio Chedi, 3 Bananarama Jet, Luca Lovera, 4 Barriera TRGF Risaia, François Conigliaro, 5 Brigidella, Gennaro Mitrano, 6 Azalea Jet, Manuel Pistone. Seconda fila 7 Barney Lenni, Enrico Stefani, 8 Zoo GMG, Andrea Italiano, 9 Brexit Baba, Carmine Piscoglio, 10 Baghira Gar, Marco Volpato. Stacco della macchina, sono in 4 a fare partenza, alla fine Bananarama Jet che prende il comando davanti a Baria TRGF Risaia, che non ha il posto per sistemarsi alla corda perché è partita forte anche Butterfly Horse, poi all'esterno anche Brigidella. Arriviamo ai 200 metri in 14,5, insiste all'esterno François Conigliaro e passa al comando su Bananarama Jet, poi Butterfly Horse. Intanto arriviamo ai 400 in 29,2. Siamo ora sulla seconda curva, modera il ritmo François Conigliaro con la figlia di Ghibellino e arriviamo al paletto dei 600 metri in 46. Al largo è Brigidella che è rimasta scoperta. Poi c'è lo scatto in terza ruota di Baghira Gar con Marco Volpato che va a scavalcare Brigidella ad affiancare il battistrada. Tanto 15,2 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1,1,2. Al comando Baria TRGF Risaia con all'esterno Baghira Gar, poi lungo la corda sempre Bananarama Jet a precedere Butterfly Horse, chilometro in 1,16 con 14,8 sulla curva, insiste Baghira Gar e sembra sul punto di poter prevalere, ma reagisce Baria TRGF Risaia con Bananarama Jet sempre seconda alla corda. Siamo a ormai 300 metri dalla conclusione con sempre all'attacco Baghira Gar della battistrada, Bananarama Jet che aspetta l'open stretch, poi ci sono anche Brexit Baba, cerca di mettersi luce dalle retrovie, retta d'arrivo con Baghira Gar che ha preso la meglio, si lancia di dentro Bananarama Jet, poi anche Azalea Jet della partita, ultimi metri e Baghira Gar viene a vincere nei confronti del numero 3 di Bananarama Jet, poi il 6 di Azalea Jet a precedere Butterfly Horse, 28,8 e 29,7 gli ultimi due parziali per Baghira Gar, Marco Volpato, il team Elert al training e anche ai colori per la figlia di Andover Hall che viene a vincere una bella corsa in percorso esterno.